Sono in 9 al via, Quadrado YSL, Caution S, Cupido, Caracha Petit, Crown Steak, Cayenne SLM, in seconda linea Copenhague SM, California e Cris del Ronco, partiti con la velocità iniziale di Crown Steak che va a condurre nei confronti di Caution AS. La terza posizione numero per 7 Quadrado Copenhague YSL, SM squalificato. mentre continua a guidare Crown Steak dopo i primi 200 metri di gara. All'esterno è rimasta Cayenne che poi cerca posizione alla corda, in quarta posizione la trova. E così in vantaggio si mantiene l'allievo di Lorenzo Baldi che ha conquistato la testa con un bel lancio su Caution AS, Quadrado YSL in terza posizione a precedere Cayenne, quarto iniziale completato in 29,7. Tanto nessuno avanza all'esterno se non un tentativo dalle posizioni di retroguardia con Cayenne che sembra voler anticipare Caracha Petit, poi però si mantiene a una certa distanza dalla testa. Ora esce al largo però dopo un giro completato in 1 minuto. In vantaggio Crown Steak, seconda posizione per Caution AS, Cayenne SLM avanza con in schiena Caracha Petit, poi in corda Quadrado YSL, mentre il chilometro se n'è andato nell'ordine dell'1:15 esatto. Avanza ora Cayenne SLM, avvicina Crown Steak al paletto dei 400 conclusivi. Crown Steak però accelera, Cayenne all'esterno, alla corda è sempre Caution AS e siamo a metà della curva finale, al termine della quale si presenta in vantaggio Crown Steak, attaccato ancora da Cayenne SLM, lungo la corda sprinta invece Caution AS, lo scatto di Caution AS, Cayenne SLM però ha ancora buone energie da difendere, vince probabilmente Cayenne SLM su Caution AS che dovrebbe essere seconda. I due cavalli sono abbastanza distanti fra loro, ma dovrebbe essere l'allieva di Alessandro Gozzadoro ad aver vinto 1:14,8 il ragguaglio conclusivo, 29,6 a chiudere. Rivediamo le battute conclusive con Cayenne SLM, rientro vincente con Alessandro Gozzadoro che raddoppia così il successo ottenuto in precedenza alla terza corsa esattamente, grazie a Born to Run. Rivediamo ancora le ultime battute con Crown Steak che cala sensibilmente in fondo. Cayenne fa valere il suo speed contro Caution AS, più indietro Caracha Petit al terzo posto.